fra mezz'ora cu trena chiona varro e finambelen primo fermo da stazione ando piglio con guagnon solo che in delusione ci sei che abbiamo ma che ne so, da un po' la gola È venuto scoperto. ma no, è un po' di Tu dici che la maglietta. ecco Tu non giri con la magliettina. Con la magliettina. Grande Forza Juve no, ragazzi, io non la guardo ma zio Leo oggi sta casato, oggi è festa per tutto il popolo juventino. oggi è festa finalmente. Io lo voglio festeggiare questo grande scudetto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Good morning, good morning, good morning. Finalmente, senza tu chi è giù Una buona giornata al grande Mariano. Mariano, buongiorno Mariano. Idem. Buona santa giornata, oggi grande festa, Idem, festeggio. che cosa è inglese? Oh. Idem è latino, Ah, è è latino. latino, scherzi. Ok, saremo uguali, giusto? La stessa cosa. Oggi la Champions League finalmente l'avete vinta. Se tu esci, caro amico mio, la spazzatura per la strada. Tutto, Mariano, tu non ti preoccupare, tu fai un elenco delle cose e scrivi. Una serie, questo svincolo con i pullman. Questo per incrocio qua per attenzione. Cioè, se non te la senti, vedo io. No. Mamma mia, sto crepato, ragazzi, sto crepato. Se non ce la fai, Io ce la faccio, è l'interlocutore di fronte, è vero, che mi dà un grande fastidio. non fastidio, una grande paura. C'è? Mariano, che ci racconti di bello, Mariano? Tutto a posto? Sì, sì. Lunedì mi assento. Ah, lunedì ti assenti? Anche io, Mariano, purtroppo. Lunedì fai festa? Io devo andare con mia madre, c'è un appuntamento importante. Lunedì, più tardi, tutto a posto? Allora, dai, Sottopasso. facciamo Qua, una grande vediamo, cosa. andiamo a vedere il passo di Milano chiuso. Sì. Questa è una cosa storica, zio. Ieri ho sentito uno, cioè. Vabbè dai, fammi stare zitto, dai, se no me lo so arrabbio, dai. Fammi stare zitto. Vedete? Ma come mai sto così, zio? Perché vai in giro con la magliettina. Tu la mattina dici che io mi copro. Però dobbiamo farci 15 sigarette a lei. Ecco, vedete. L'abbiamo già visto. Il muro. Ce lo so parlare, vai, so parlare io, che qua non funziona sempre. Grazie Raspilo, è certo vota Franco, Raspolino. La notte non lo vedo più, Franco la notte. Sta facendo dei corsi. Sì? Ma poi non ne più. Che dovrebbe venire? Perché... Che dici? Madonna, Addonorata Spadaro, qui c'è tu fuoco. C'è Addonorata Spadaro, tu vuoi accendere il falò, l'L rosso non si agita. Non si legge bene. Ah, di, Ha detto che Buffon ha deciso di andare nella squadra per vincere la Champions. vabbè, ma la speranza è quella di qualsiasi giocatore di vincerla, perché mica è facile. Ma vedi che non è detto che tu vai in una squadra fortissima. Ibrahimovic continua a girare Appunto, per dire. Però per me Ibrahimovic è un grande campione. Non è facile. È la stessa cosa. Poi uno vuole diventare sindaco e ne deve vincere. C'è prova e non diventa. Arriverà. Tutte le cose sono fatte così, purtroppo. Tentar non nuoce. Bravo. A volte non è neanche la meritocrazia che ti porta a bench.
a 20. Il cappello nuovo l'hai visto, no? No, bello, verde. Oggi, guarda che si dà la leg, oggi. Verde, a me il verde piace, lo sai. Queste sono le cose che lunedì c'è Martedì, Santa Rita. la festa di Santa Rita. Santa Rita da San Benedetto, Maria. Sì, Lunedì e martedì ci sono Le feste. portatrice degli impossibili. Come degli impossibili. Portatrice degli impossibili, quando una cosa è impossibile e non si può fare, no? Invochi a lei tramite il Signore. E io metto la firma sotto perché Mariano su queste cose sa tutto. Quindi voi sapete a che rivolgere, zio, a Santa Rita. Sì, ma non è che Santa Rita che mi fa la grazia, Ma Lei io, si rivolge al Signore, invoca il Signore, ecco, capite? bravo. Intercessione del Signore. E quindi là devono andare. No, ma noi non li mettiamo mai i santi per... No, sono una grazia. scusa. Ieri ho Oggi sono i corso. funerali alla signora che torna da Monaco. Rossana Danzi, un abbraccio Che Rossana. adoro, eccola qua. Chi è Sì, Rossana no, Danzi? una ragazza che è morta, 50 anni, amica di liceo. Ma perché se n'è andata? Vabbè, c'ha la fede, lasciamo stare. C'ha Io la fede, non voglio tirare più nessuna parte. Adesso. c'ha la fede. No fede, a veste, fermiamo, c'ha la veste. Quando arriva Bartolomeo, Ieri sera ho visto Peppino di Bari allora come sciolto, ieri stava alla prova, l'ho incrociato ieri sera, tutto contento, bello carico. Avete fatto la buonanotte ieri? No. Loro stai impegnato questi giorni? Sempre, io sono sempre impegnato, lo sai. Deficiente. Ieri Oh, Vicky, ti sei già svegliata, sei svegliata via. È vero, buongiorno Vicky. Dalle Come acque di sta? Barletta. Vicky, Che aria sta in Veneto? Piove in No, Veneto sta oggi? Barletta. Come Barletta? Sta a Barletta. La nostra madrina è a Barletta. Davvero, non sta in Veneto? E il permesso, cioè il passaporto, sembra quello. Sempre quello il passaporto. No, non c'è Ce là. l'ho. E quindi verrà a fare un buongiorno, una buonanotte. Sì, Quando? lo vediamo. Facciamo un Comunioni, buonanotte. domani ci sono le comunioni, Ah, davvero? ci sono le cresime, ci sono i compleanni. Stasera andiamo a una festa, tutti quanti insieme. E quindi proprio un weekend lungo, diciamo. Speriamo. Sempre. Irene, buongiorno, Irene, buongiorno, forza Juve, Irene. Sti Dumonauto la dici da vedere qui, per favore. Allora ragazzi, facciamo i dovuti seri. Allora, ci sono state due serate con tutti i candidati sindaci. Su te, Paolo, Due candidati sindaci. La prima serata al Future Center è successo un picco Vabbè, di diciamo che trambusto. è normale. E ieri Quando c'è concorrenza. al Colibrì dall'amico Lello Giannini che saluto, ok? L'unica cosa che voglio dire, zio Lello, è questa, al di là del fatto che ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Però ci sono alcuni candidati sindaci che, diciamo, spiegano cosa fare, fanno la solita campagna elettorale e va bene. Ma ci sono alcuni dei candidati sindaci che fanno i provocatori. Ragazzi, non fate i provocatori, non alzate la tensione, non caricate a 1000 i vostri elettori, perché se tu alzi la tensione polemica e, cioè voglio dire, crei malcontento, la provocazione non porta a niente, ragazzi, la provocazione non porta a niente. Anche perché se fai la provocazione e tieni un 7%, ciao provoca a fe,
Vabbè, chi l'ha detto? La provocazione. Lo vuole abbassare o lo vuole alzare, zio? C'è cosa? Il percento, la percentuale. Vabbè, ho capito, ma non è che lo tieni con la provocazione. È iniziato bene, ognuno porta l'acqua al proprio mulino. Ma lo devi fare correttamente, non lo devi fare. Ma secondo te la politica è corretta? Ci sono alcuni che sono corretti. Zio, dai. Ci sono alcuni che sono corretti. Dai, zio, dai. Non facile. Tanto ognuno può. Zio Franco, ieri stasera. Ah, dov'è la festa stasera? Irene, figli, stasera viene la festa con noi. Dov'è la festa stasera? Cosa ci mettiamo? Non mai ci amo. Irene, se Zionello mi porta, io vengo, mi porto una maglietta Botta Franco di Mircolo e vengo. Mamma mia. Oppure una festa senza politica. Vai, senza Vabbè, politica. portiamo una bottiglia. Cioè tu dici che qua non racimolo manco un voto in questo gruppo? C'è come te. Ognuno i nipoti, i cugini, i fratelli. Però non si sa mai. No, ragazzi, la cosa bella, io non l'avevo mai fatto, ho detto, la prima volta l'ho fatto. La cosa bella è la partecipazione, sempre a livello di correttezza. Non bisogna essere tifosi, ognuno dice la cosa sua. Ieri sera Legambiente si è parlato di ragazzi Legambiente, sono bravi ragazzi. Pino Curci, Raffaele Lopez, sono ragazzi a modo. Io voglio spendere una parola. Sentiamo, per quanto riguarda le votazioni. Ecco. Non date retta, cioè vedete, io quello dico, votate a chi volete, io ho il mio candidato, con Barletta Vest come rappresentante, io non voglio pubblicizzare perché al massimo siamo corretti, io voterò Franco, però io voglio dire, votate la persona che può dare a questa città, cioè questi riempipista, io li chiamo sempre. E ti piace la serie? Sì, perché io vorrei dare un altro aggettivo, ma li offenderei, perché c'è gente che veramente si sta là. Il gusto di me. No, ma anche perché conosciamo lei i 40, i 50 voti, i 30 voti, cioè che è una schifezza. Fatevi raccontare cosa fanno, dice io voto a quello, bene, perché, per come, l'intervista sta andando bene. Specialmente i vecchi, gli anziani, no, che io quello che dico, vedete che cosa hanno fatto, se hanno fatto bene, se vi hanno dato, non è solo il favore a favore vostro, che ognuno di noi, chi non ha il santo in paradiso, che può andare a chiedere la cortesia, che poi deve essere, che è un dovere, che poi è un dovere. Però purtroppo l'Italia è che allora votate la persona giusta che può fare veramente del bene alla nostra città, quello dico, votate la persona che può aiutare la nostra città, non che ci va a aiutare noi, e poi non grido più le cazzate dei 50 euro, che ma sa tutte cazzate, sono tutte cazzate. Vedete le persone, fatevi spiegare cosa fanno, cosa devono fare, capito? Vediamo un po' cosa fare, dai. È difficile. Il mio impegno, Lello, tu l'impegno lo metto sempre, sai che io per mettermi in mezzo è contato fino a 5 contato. Ma non è un problema quello. Vediamoci come fare, a posto, dove andiamo? Dove sta il posto? Sta la mattina devi tenere il posto. Aspetta. Vai Mariano, il saluto di Mariano, sentiamo zio. Mariano. Buona santa giornata. A bene Mariano. Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato. Aspetta un attimo, dimmi Mariano. No, è spento. No. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Oggi tutti a Piazza Roma a festeggiare la Juventus. Chi è juventino? Chi non è juventino? A casa. Ciao Don Bruno, buongiorno, ciao professor Mari. Ciao.